E noi ci siamo qua, siamo in onda, Beer Best It, torna il giovedì raga, buongiorno, bentornati, benvenuti in piena diretta in questo super giovedì, anche perché lo sappiamo che ormai il giovedì è da tradizione Beer Best It, per tutta l'estate ogni giovedì in compagnia di questo speciale dedicato proprio a Beer Best, speciale tutti amici Beer Best It, dove andremo a raccontarvi che cos'è, chi è Beer Best It. Questo ovviamente parliamo di festival, street food, gourmet e birra artigianale nelle piazze più belle del territorio, dal mare, dal lago, scusate, alla città e da chi più ne ha più ne metta. Quindi insomma questo è quello che a noi piace, e come ogni puntata andiamo a vedere un trackers ospite che abbiamo incontrato nei vari Beer Best. Nel frattempo ricordiamo già che questa settimana, questo weekend dal 17 al 19 maggio Beer Best sarà a Bovolone, Beer Best It a Bovolone, appuntamento imperdibile, e quindi cioè è d'obbligo raga, dovete andare, provare per credere. Ma vediamo chi abbiamo con noi questa settimana. Pronti? 3, 2, 1, vamos! Benvenuti a questa nuova puntata di Beer Best It. Oggi intanto è arrivato Splende il Sole, abbiamo il piacere di essere qua con Monica e Amanzio. Oh, intanto benvenuti, ciao ragazzi, grazie per essere con noi oggi. Vediamo le vostre spalle, ma poi tra un po' capiremo un trackers bellissimo. Che cosa fate e che cosa portate durante i tour di Beer Best It in tutto il nostro territorio? Guarda, noi è 17 anni che lavoriamo con la canapa. Siamo stati il primo locale in Italia a cucinare con la canapa, solo che ci siamo stufati di stare fermi in un posto e abbiamo pensato di portare le nostre preparazioni in giro per tutto il Veneto praticamente. Bellissimo. Allora, intanto come vi chiamate? Cioè, come il vostro trackers come si chiama? Bio Bar Bottega. E ad esempio cosa preparate? Fateci un esempio per capirlo. Allora noi ci siamo appoggiati alla Lessinia. Venite pure un po' più avanti, grazie. Abbiamo tutti i prodotti che vengono dalla Lessinia. Noi facciamo una specie di spianata, un pane azimo fatto con la farina di canapa. Quindi insomma parliamo di prodotti di qualità. Di qualità, di alta qualità. Prendiamo i formaggi e la nostra carne la prendiamo in Lessinia. Ora direi Sovrana della Lessinia. Ora direi che qua c'è un mondo da dire, da raccontare. A questo punto facciamo una cosa, saliamo a bordo e vediamo cosa ci preparate oggi. Va bene? Siete pronti? Benissimo. Sì. Allora, volevo aggiungere anche che facciamo anche i gnocchi di malga. Allora, li visitiamo con i semi di canapa, aggiungiamo i semi di canapa. Noi praticamente abbiamo canapizzato la Lessinia. Bellissimo, direi che avete fatto un'ottima mossa. E allora a questo punto saliamo a bordo. Pronti? Ok. Allora, queste spianate qua le facciamo noi, le precuociamo nel nostro locale, nella cucina del nostro locale. Sì. Abbiamo preso questo tappo, questo coperchio del wok perché ci aiuta a scaldarla meglio, a scaldarla prima. Certo. Allora, mettiamo una crema di grana che facciamo noi con un grana che prendiamo in Lessinia sempre. Poi abbiamo una piccola ditta che ci procura il tartufo, che ce lo frulla, ce lo Possiamo mette. anche dire come si chiama se vogliamo, che a noi piacciono, a noi ci piacciono. Ferrari, ci chiama Ferrari. Bravi, perché bisogna sempre parlare dei prodotti freschi. E questo qua non è una crema di tartufo classica, questo qua è tartufo vero, macinato sotto olio d'oliva extravergine. Guardate che spettacolo, Beer Best It porta un sacco di qualità, e per fortuna che ci sono persone come voi che la portano ancora più in alto in ogni singolo dettaglio. Poi abbiamo questo macinato bianco di carne di Sorana che cuociamo noi. E alla nostra cucina facciamo? Poi aggiungiamo il cimbro di fossa, che è il formaggio più pregiato che abbiamo in Lessinia. Praticamente questo cimbro qua è maturato nelle fosse di tufo. Che spettacolo, che spettacolo! E poi la ricotta affumicata naturalmente, che è sempre della Lessinia. Noi prendiamo tutto in Lessinia. Da qui prendiamo un po' di rucolina, ce la mettiamo sopra. Un po' di olietto buono che prendiamo dalle nostre colline.
nostra spianata è pronta. Wow! Wow! Attenzione, guardate che spettacolo! Eccola qua. Questa noi vi possiamo garantire che è una spianata pazzesca. Cioè, guardate che spettacolo. Anche se ora non ci resta che assaggiarla. E allora andiamo. Finalmente ci siamo, quindi andiamo ad assaggiare precisamente il nome di Cimbra. la spianata cimbra. Allora a questo punto mangiamo, appetito. assaggiamo. Pronti? Attenzione, Sento che è brodolosissima. importante, eccoci qua. Attenzione, noi ci siamo, 3, 2, 1. Buon appetito! Bravi, complimenti, Grazie, eccezionale. Buonissima, ve lo possiamo garantire, buonissima, unica, inimitabile, anche perché come ci hanno raccontato loro hanno canapizzato la Lessigna. Bel lavoro, bravi. Raga, prodotto di qualità, buonissimo, eccezionale, unico, e ovviamente come potete vedere, insomma, questo morso simbolico non era simbolico, era proprio un morso di quelli da mangiare. Era una bomba. E allora complimenti a loro, Biobar-Bottega, bravi. E soprattutto vi ricordiamo già da ora nuovamente che potete trovare, vedere, rivedere tutte queste puntate su radioadice.tv. Potete trovare tutti gli eventi di Beer Best Eat nelle piazze più belle di tutto il nostro territorio, ma soprattutto su Beer Best Eat su Instagram. Lasciate il vostro segui e scoprite tutti gli eventi e tutte chiaramente i reel di questo progetto fantastico, di questo evento unico. E a tal proposito ancora una volta vi ricordiamo, perché questo weekend Beer Best Eat lo potete trovare a Bovolone dal 17 al 19 di maggio con un sacco di prodotti tipici, gourmet, birra artigianale e soprattutto unicità del territorio. Quindi questo è quello che a noi piace. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci, ci vediamo il prossimo giovedì con una nuova puntata di Beer Best Eat, ma ancora prima ci vediamo da domani a domenica a Bovolone. E allora ci vediamo alla prossima. Ciao raga, ciao!